l'hai definito stesso tu quando dici presidente attaccato visceralmente alla sua società, alla sua creatura, è un altro mondo. Oggi, così come giustamente sottolineavi, il calcio è cambiato. Oggi fare calcio comporta degli esborsi pazzeschi e avere alle spalle un gruppo, un'azienda, una società liquida capace di sopportare i progetti e supportare i progetti è sicuramente un qualche cosa di importante. Oggi il Palermo, che è entrato nella galassia del Manchester City, penso che sia una cosa importante che possa fare da volano per quelli che sono dei traguardi ancora più soddisfacenti di quelli che attualmente ci sono a Palermo. Non dimenticate che il Palermo in 3 anni ha fatto 3 salti, triplo salto mortale, Serie D, Serie C, Serie B, quindi questo va anche ad onore della società che ha ceduto al Palermo. Il fatto di essersi garantito una presenza all'interno di questo gruppo, ma per me potrebbe essere sicuramente un buon viatico, no? Al di là della partenza di quest'anno, diciamo che la definizione della trattativa per la cessione della società è avvenuta troppo tardi in relazione alla progettazione del campionato. Prova ne sia che si era partiti in un senso, con un certo tipo di squadra, con un certo tipo di staff, poi improvvisamente è cambiato tutto e non è facile andare a mettere in piedi un nuovo assetto. Poi in una piazza che io i 3 mesi e mezzo, 4 non li dimenticherò mai, perché sono stati 3 mesi e mezzo bellissimi, un rapporto con la gente di Palermo veramente simbiotico. Io ricordo che venni che avevamo 6 partite, 1 punto, e siamo usciti fuori, cioè quando sono andato via eravamo fuori dalla zona, era un anno particolare, no? Però il calore della gente, la passione con cui segue la propria squadra, questo non lo posso dimenticare. È un pubblico che merita, lo merita il Palermo, lo merita il Meridione. Se voi pensate che 8-9 anni fa la Sicilia aveva 3 squadre in Serie A, oggi c'ha solo il Palermo che in qualche modo e il Messina che è in Serie C, quindi professionisti, mantiene in qualche modo il vessillo della Sicilia. Ecco, l'augurio mio che il Palermo possa arrivare in A, che il Catania con questa nuova proprietà, che guarda caso è una proprietà italo-australiana, che possono venire su e possono rappresentare poi la Sicilia come regione nel calcio che conta. Direttore, le chiedo innanzitutto quanto tempo ci vorrà per rivedere il Palermo ai livelli cui ci ha abituato per tanti anni in Serie A, e se crede anche che questo progetto possa essere d'auspicio anche per tante altre società italiane. Ma intanto gli investitori stranieri non è facile che mettano dei soldini, cioè non è che investono tanto facilmente in Italia. Il fatto che abbiano scelto Palermo è perché Palermo è una piazza che ha delle potenzialità pazzesche, potenzialità sono Serie A, potenzialità sono un ruolo in campo europeo. Sicuramente la piazza queste cose ce le ha dentro, e chi ha investito ritengo che abbia intravisto queste cose. Ora ci vorranno 2 anni, ci vorranno 3 anni, quelli che sono, importante avere i nervi saldi, crederci nelle cose che si fanno e avere un progetto serio. Ripeto, non è partito in ritardo il Palermo e non è facile cambiare a strada in corso calciatori, staff, e non è agevole, quindi il Palermo si trova ad affrontare un pochino di difficoltà in questo senso qua, però io penso che la proprietà, la piazza abbiano tutto per poter ambire a traguardi importanti.
Ecco, direttore, cos'è successo in quei 3 mesi e mezzo, soprattutto al culmine di quei 3 mesi e mezzo, dopo aver fatto anche, come diceva lei prima, un ottimo mercato sia in entrata che in uscita? È successo che semplicemente Zamparini è stato bravo per 3 mesi e mezzo, è stato tranquillo, sereno, poi dopo 3 mesi e mezzo ha ritenuto opportuno di mettere da parte questa tranquillità e io non lo potevo permettere, ho preferito andarmene strappando un contratto importante e senza volere un euro, quindi per rispetto anche alla gente di Palermo, anche perché quello che avevo in testa io mi sono reso conto che evidentemente con il modo di gestire difficilmente si poteva portare avanti quel discorso che mi si era assicurato si sarebbe portato avanti. Direttore, nella sua esperienza a Catania ha svolto un ruolo fondamentale anche la presenza di Torre del Grifo. Adesso a Palermo si sta discutendo anche della realizzazione di un centro sportivo appannaggio della società. Quanto è importante e quanto incide sulle prestazioni sportive di una squadra? Ma avere una casa incide in maniera pazzesca. Se voi considerate una cosa importante che molti trascurano, il settore giovanile. A Palermo è sempre stato a livelli importanti il settore giovanile. Io ricordo ai tempi di responsabile Rosario Argento, Pecoraro, ricordo che andavano a prendere calciatori dappertutto, praticamente c'era il monopolio qua in Sicilia e aveva un settore giovanile di grande livello. Oggi non c'è, se non hai una casa difficilmente puoi sviluppare quello che è la base per una società, il settore giovanile, e quindi avere una base diventa necessario per il Palermo. A Catania noi abbiamo fatto un salto di qualità quando abbiamo costruito Torre del Grifo, ma pensate che io appena sono arrivato qua a Palermo la prima cosa che ho fatto sono andato in giro a vedere 2 o 3 aree per fare un centro sportivo. Mi ricordo ho visto un'area al porto, un'area l'ho visto dove c'è il campo di allenamento ora, che erano terreni dismessi confiscati alla mafia a quel tempo, perché il Palermo aveva opzionato un terreno ma a Partinico. Io sono andato a fare un sopralluogo e gli dissi a Zamparini che non poteva andare così distante dalla città di Palermo. Cioè, per me un centro sportivo deve essere fruibile anche dai palermitani, da chi ci vive, no? Deve diventare la casa sì della squadra dove svolgere tutte le attività, ma diventerà anche la casa del palermitano, quindi con delle attività che consentono alla gente di partecipare in qualche modo. Quindi io penso che qua ci siano le condizioni per poter fare una cosa del genere. D'altra parte oggi credito sportivo, investimenti vari ti mettono nella condizione di poterlo mettere in piedi, e questa penso sia una precedenza che dovrebbero avere quelli della nuova società. A proposito di centro sportivo, il Palermo ha avuto la possibilità di essere dentro la casa del Manchester City per 5 giorni, ha visto appunto tutto ciò che riguarda i citizens. Questo è un plus appunto per una società come il Palermo? No. Avete mai visto il centro sportivo del Manchester City? Io l'ho visto, è un qualcosa di mostruoso nel senso che ci saranno una miriade di campi, chi va là si confonde, quindi non deve essere assolutamente quello il prototipo che in qualche modo deve invogliare, no? Cioè si sta in Serie B, devo costruire una mia realtà e certamente andare a vedere il numero 1 al mondo in certe cose può essere interessante, ma sicuramente non può essere uno stimolo, no? Lo stimolo invece è creare qualche cosa dentro casa proprio e crescere dentro casa proprio con una struttura che dia modo, come dicevo prima, innanzitutto di sviluppare il settore giovanile, ai palermitani di poterlo fruire e anche alla squadra di fare la propria attività nel migliore dei modi.